Dalla Serie C del Berti Audi Bassano, che prosegue il proprio campionato nei quartieri alti della classifica, torniamo a parlare di Bassano femminile, ma di settore giovanile. Bassano del Grappa è diventato un polo importante nella regione veneta per quanto riguarda le giovanissime. I numeri sono molto elevati, diciamo. Allora, la Pallavolo Bassano è il punto di riferimento, però questa è una delle società del femminile che noi gestiamo, diciamo, no? C'è la Pallavolo Bassano, c'è il volley Mussolente e poi rapidissimamente, o meglio, si è appena partita anche la Romano Volley, un'altra società che abbiamo aperto e con cui stiamo partendo proprio in questi giorni. I numeri sono molto elevati perché raggiungiamo circa i 400 atlete e sono distribuite in queste 3 società che però poi alla fine fanno capo un po' tutte quante alla Pallavolo Bassano. 400 atlete controllate direttamente ed un bacino di circa 1300 giocatrici con le società limitrofe. Ma vediamo come sta l'Under 16 della Pallavolo Bassano. Ha fatto un buonissimo lavoro a livello giovanile e questa è l'Under 16 di punta. E stanno facendo un campionato di Under 16 molto buono e in più fanno anche le ragazze un campionato di divisione e stanno andando molto bene grazie anche al lavoro che stiamo facendo in palestra, io e Mario naturalmente, non siamo da soli e si vedono i primi frutti anche delle partite. Sono le atlete stesse a raccontarci quanto si lavori durante la settimana a Bassano. Sì, allora noi facciamo 2 campionati, facciamo la seconda divisione, l'Under 16 e alcune di noi partecipano anche a qualche partita dell'Under 18 e ci alleniamo 3 volte alla settimana, 2 ore e niente, abbiamo 2 partite alla settimana e insomma siamo molto impegnate in palestra. Uno sforzo probante a 16 anni, ma necessario per raggiungere alti livelli. Sicuramente questa cosa che facciamo richiede tanti sacrifici, ma comunque abbiamo talmente tanta passione, ci piace talmente tanto questo sport che lo facciamo più che volentieri, insomma. Ma non finisce qui, a Bassano c'è un'altra Under 16 composta da ragazze in età Under 14 che stanno maturando esperienza già nella categoria successiva. È un gruppo misto che abbiamo un'età da 96 a 93 e essendo un gruppo misto non siamo ancora pronti per fare un Under 16 di punta perché comunque abbiamo delle giovani che fanno l'Under 14 e utilizziamo questo campionato con l'aiuto dei 93 per far crescere bene i 95 che comunque fanno l'Under 14 e sfruttare queste potenzialità anche nel campionato Under 14. Un ciclo continuo di squadre e campionati dunque nelle palestre di Bassano del Grappa e per gestire questa mole di lavoro la società si è strutturata a dovere. Un esempio? Ecco il coordinatore del giovanile, proprio come si fa o si dovrebbe fare nelle società di Serie A. Significa gestire tutto quello che non è settore tecnico, gestire dal punto di vista umano i rapporti con i genitori, i rapporti con le ragazze. Avendo numeri molto importanti c'è da curare questa parte in maniera particolare perché abbiamo ragazze che vanno a scuola, hanno le loro problematiche anche scolastiche, quindi per ragazze che fanno più di un campionato c'è da vedere quanti allenamenti fare perché ci sono le partite, c'è questo, c'è quello e io sono la persona di riferimento per queste cose, sia per la famiglia sia per l'atleta. La Pallavolo Bassano cresce tantissimo nei numeri per raggiungere anche la qualità. Questo è l'obiettivo principale. Sì, importante è non creare solo la quantità, anche la qualità delle atlete. Adesso ci sono dei bei raggruppamenti anche nelle altre società e vediamo anche di tirar fuori il succo delle ragazze, insomma, le ragazze più brave e creare un bel progetto.